questo è Gabriele, detto anche Lele de Vilos. Tutti sti chi che zuga dentro nel tuo tabacchino qua e là, ma si rovinei, non si rovinei? Ma no, non si rovinano perché alla faccia di tutti quei che dicono che zugano, i zuga, questo, quell'altro, la puttana ciacerar che è quel che succede, insomma. Tu o me, tutti zuga con un po' di testa, insomma. Sì. Su fortuna la vuoi cercare, zuga su euro, sono 5 euro, però dopo, pare che sia tanti zuga, ma invece le tante la sai che zuga. Ah, ecco, la differenza. È differente. È una roba differente, non è che siano tre che zuga tot soldi, no? Magari gli 100 e allora ti parti tutti zuga, questo qua, ma però sta tutti dentro del sollecito, insomma. Ecco. Cioè, non è zen che si rovina allora, no? Ma a me finora chi da noi lo zen che si rovina non ce n'è. Non ce n'è. Però soldi e pochi. Soldi e pochi, la zella è tanta che zuga, ma soldi e pochi, guarda, anche tutte quelle statistiche che è questo e quell'altro, per l'amor di Dio le saranno anche tutte vere, ma chi da noi non è quella realtà lì, insomma, non è. No. Sì, magari Gezen che potrebbe dire, ma in fondo lui che guadagna queste robe qui e queste robe qui per tornare conto. Allora non saresti anche che ne parli tra mietino. Esatto. Ascolta, un'altra roba, ti te sei a capo di questo comitato contro questi birichini di gente. Esatto, ecco. chi vuole fare casino e via della Zenta, no? Spiegate un attimo cosa che è sta storia. Allora, sta storia qui di via della Zenta, no? È perché vuol farla a senso unico, solo andare in zona. Allora, noi che abitiamo da qui, ne tocca andare fino a riva e venire di ritorno. Esatto. Questa qua non è che sia una roba che mi viene in mente a me, questo e l'altro, perché per 4.700 persone che abitano da qui o che abitano da là, questo e quell'altro, ma perché devono fare tutto in giro dell'oca per fare? Fa menare piano, ma lascia menare. Esatto. O no? Cioè, adesso praticamente teste e scienze che hanno inventato sta roba. Sì, quel del senso, quel dei 30 all'ora forse si poteva farlo anche prima. Perché è brutto anche perché mi sono chi proprio, come ne trovi chi de fuori, ogni tanto te vengi forte, vedi uno che passa su come una stupidità. Ecco, non serve andare di corsa. Queste qui magari poteva farle anche anni prima di dire mettimi 30 all'ora, questo e quell'altro, per vedere. Comunque dalle ultime robe che si legge su per i giornali, questo e quell'altro, sin da quel dis, adesso fammi 30 all'ora, dopo vediamo. Secondo me, insomma, lei è una bella roba che l'abbia detto così, perché non c'è bisogno di far versi, questo, quell'altro, quest'altro, niente, no. Se vediamo che si 30 all'ora va bene, se sbagliai mettiamo via tutto e va bene così. E ciccia. E basta. Chiaro. Ascolta, torniamo alla crisi. Te vendi pochi sigaretti, te vendi pochi giornali? No, adesso ti dirò la verità che i sigaretti, come ti dico, la zella aumenta sempre. Se fosse a fare un rapporto con 10 anni fa ti vendevi dei meno sigaretti, cioè ti vendevi magari più sigaretti, ma gara dei menzenti. Adesso magari uno invece che fumarne 5 sigaretti ne fuma 4 e risparmia su quelli, però fumare purtroppo i fuma tutti. Ho capito. I fuma tutti, e i giornali? Ma i giornali, insomma, è stato un periodo che ultimamente, no, che la televisione, no, iniziava mica a vedere le notizie di Arco e compagnia bella, questo e quell'altro, no? Allora come quotidiani si vendeva di più, e anche adesso se domandiamo all'Adige o al Trentino questo e quell'altro, almeno chi da noi si vende di più. Solo per quel fatto lì, non è che sia... Ascolta, Lele, dove dirlo però a questo punto? Chi è il tabacchino che ha vinto? Su quel sono contento perché chi ha vinto 4 milioni di euro, 4 milioni di euro, e quel lì che ha vinto 4 milioni di euro non è che comprava 30 biglietti, questo e quell'altro. Ma ti te conosce sto qui? Sì, mi conosce. Ma sa che conosce a me, dai. Vabbè, però l'ha vinti qua. Sì. E dopo ne sta vinta anche altre dopo robe. ne sta vinti altri, dopo ne sta vinto uno da 50.000 euro sotto Nadal, anche a quelli.
Quelli erano vecchiotti da via che mi ha telefonato, grazie, grazie. Vedi, quelli vedi. era come che ne avesse vinto 20 milioni di euro. Ecco. Allora dite che nella Repubblica delle Vignole è un tabacchino che porta fortuna. Nella Repubblica delle Vignole che è il tabacchino più fortunato di tutta l'Italia. Del mondo, via, dai, del mondo, dai, del mondo, dai, gente grossa, dai, via, dai, senza tante storie. Vabbè, grazie Lele. Grazie Cornelio, alla prossima.